Gli interventi di Coldirening di Genova, Pra, Savona e Vado riguardano nel suo complesso l'elettrificazione delle banchine. Perché vengono fatti questi interventi da parte di autorità di sistema? Vengono fatti per andare a ridurre quelle che sono le emissioni COX, NOx e derivati in atmosfera delle navi durante le fasi di stazionamento e ormeggio, per permettere quindi di spegnere i motori e avere una qualità dell'aria e una riduzione dell'impronta di carbonio decisamente più favorevole. In particolare a Genova l'intervento principale riguarda la realizzazione della cabina di trasformazione da media a bassa tensione e la contemporanea messa in servizio dell'elettrificazione sugli accossi di Ponte dei Mille Ponente e Ponte Andrea Levante, oltre alla predisposizione per il futuro accosto, ma è un altro appalto, a Ponte dei Mille Levante. Sarà una cabina che ospiterà tutti i trasformatori, i quadri e gli alternatori necessari per servire non solo costi di natura crocieristica, ma anche gli accosti relativi ai traghetti, la cui elettrificazione verrà eseguita con un secondo appalto finanziato da fondi PNRR. E questo prevederà la realizzazione di una cabina primaria di trasformazione da alta a media tensione per un totale di potenza disponibile di 132 MW, 50 dei quali, quasi 60, serviranno per alimentare completamente la cabina di trasformazione secondaria in corso di realizzazione. La restante parte, quindi add-on, servirà poi per sviluppare ulteriori progetti di elettrificazione del porto puramente commerciale. Nel porto di Pra invece è in corso di realizzazione l'ultimo tassello di intervento della parte di ponente della banchina del porto di Pra, quella di Levante è già stata realizzata. Spostandosi su Savona è in corso l'elettrificazione della banchina crociere del porto di Savona, che permetterà quindi alle navi di crociera di attraccare e collegarsi alla rete nazionale con una importante riduzione delle emissioni in atmosfera. In questo momento l'impianto prevede un solo collegamento fra la banchina e la nave. Noi qua in realtà arriviamo a 2-3 navi in contemporanea. Dietro questo primo progetto finanziato noi abbiamo sviluppato un secondo progetto per poter dare energia anche alle altre navi, che è in valutazione di finanziamento, quindi siamo alla ricerca di risorse. Noi abbiamo un progetto ambizioso per quanto riguarda la piattaforma di Vado, piattaforma che ha già tutte le predisposizioni civili, quindi manca soltanto la parte impiantistica. E analogamente per quello che riguarda i terminal, frutta e passeggeri di Vado, quindi le linee traghetti, oltre interventi sui porti storico di Savona. Questo ci consentirà, pensiamo ai primi mesi del 2026, di essere operativi per poter dare risposta a questa richiesta di energia che viene dalle navi e che consentirà un fortissimo abbattimento delle emissioni durante tutta la fase della nave all'ormeggio. È fondamentale che un porto e un porto italiano che sono inseriti all'interno delle città abbiano questi impianti e consentano questa significativa riduzione delle emissioni.